Parlavamo prima proprio della difficoltà, forse non avete pronunciato questa parola, però insomma ve lo chiedo io. Difficile essere 7 in gruppo, chiedo proprio in riferimento al lato economico. Soprattutto quanti siete in gruppo e di chi siete la tribute band? Questa è la fregatura, molto spesso è anche questo. Sì, è chiaro che essere in 7, insomma, del resto credo che anche quando voi ci avete chiamato e detto quanti siete? 7, immagino che anche per voi sia stato un attimo da dire ok, sono in 7, non ci capita molto spesso. Poi c'è anche il fattore caratteriale, diciamo, sì, o creativo, insomma, di mettere insieme 7 teste. 7 teste. Vabbè, non è facile, ma è stimolante. Basta dire così, nel senso che è bello, è normale che ci si scontri su alcune cose, non ci si capisca, perché si viene da mondi diversi. E questo, secondo me, l'essere in 7 tra di noi è una grande soddisfazione. L'essere in 7 fuori è più complesso, anche se io ho delle mie idee del tutto personali su essere musicisti, fare musica. In Italia è difficile, si sa, ed è inutile star qui a dire i gestori, i musicisti, il pubblico, tutti c'hanno. Io credo che però uno dei problemi fondamentali, ma questo credo sia a livello un po' globale, è che i musicisti hanno un po' tradito se stessi e la musica. Questo assolutamente sì. È giusto, è doveroso che un musicista ritenga quello che fa un lavoro, una professione, una cosa seria con cui ci si applica. Troppo spesso però si dimentica che quello che sta facendo, perché bisogna stare sempre con i piedi per terra, è divertire qualcun altro, farlo pensare, farlo riflettere a livelli tecnici sopraffini, ma stai facendo divertire qualcun altro. Allora da lì, se cominci a pensarla così, ti nasce uno spirito dentro che dice: ma allora l'importante non è andare fuori col contratto a certe regole, l'importante è prendere e portare fuori la mia musica e arrivare a dire: bene, adesso pagatemi per quello che faccio, perché vi ho mostrato prima chi sono. E quindi se già i musicisti riprendessero questo spirito sarebbe molto bello. I meccanismi marciti di questo sistema sono il fatto che se tu parli con certi booking, e questa è una frase che mi sono sentito dire, ma sai, è un periodo di crisi, noi non vogliamo rischiare. E allora abbiamo, insomma, come dire, un po' dei cavalli di battaglia che funzionano. A me sembra giusto, ci sta, no? E mi dice, non so, tipo Iva Zanicchi. Oh, tipo... Vabbè, facciamo l'esempio però anche, scusami, dall'altra parte Pizzicato 5 in Giappone non li conosce nessuno. Esatto. Insomma, in giro per il mondo sono più conosciuti, insomma. È vero che l'erba del vicino è sempre un po' più verde. Però diciamo che qua è un po' più... È un po' più palese la cosa, nel senso che c'è poca voglia da parte di chi può muovere un po' di economia di rischiare. Quello che manca di fatto sono i mecenati, quelli che prendono e dicono adesso produco. Ragazzi, siamo in conclusione, quindi dovete suonarci qualcosa d'obbligo. Beh, direi che allora a questo punto è giusto finire con The End of the Show, che è una delle canzoni che non è inclusa nel nostro CD Queen with No Crown, e spero che vi piaccia, una delle nostre nuove produzioni. I don't give a fuck about your stories. Do have mine, so give me some pleasure. And I said, baby, I said, lady, every step you take, another error you make. I said, lady, I said, maybe you have to take my soul back so that you can relax. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first flow, so your light doesn't glow when he. Let me help recreate what was the drop of your fate. I said, baby, I said, maybe you have to take myself back so that you can relax. I said, swallow you and your sorrow. You're in a gallows, you're in I don't know. I said, seeing you so long, I know how it feels like seeing you so low. I know how it feels like seeing you so low. I know how it feels like seeing you so low. I know
I complaining about you whining? No, but this is about your crying. How come you seem to have a spice and realize the biggest eyes? You seem to have paid the biggest price twice. You let me roll the dice, but if you weren't ready for the outcome, you should have saved the biggest slice of your mind. How could you be so blind? Now ask Christ for rewind. This ain't a video game of humankind where you just press start and no one is left behind. Recline to say you were designed to lose the game of which you are the only mastermind. You think you are a Jew, you think you are a fool, so it doesn't matter if you follow rules. But go back to school, you ain't got no brain, no fuel left. You are mediocre at best, so you should stop to molest. Don't give a fuck if you're depressed, you're rest, I'm oppressed, but I'm not first class. I won't forget of those weaponized, nothing under the chest. So I request, please don't feel this breeze. It's a new day, of a new world, of a new life, for which you like the keys. So please put your lead in my knees and swallow. You made it for your sorrow. I know it's hard to swallow, but I promise that tomorrow, even for the likes of you, 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 the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow anymore. Ed eccoci, siamo arrivati alla conclusione anche di questa sesta puntata di Garage Music. Siamo stati in compagnia di GMG and the Beta Project. Ringraziamo Giulio Maria Garbellotto, Andrea Facchin, Samantha Giordano, Enrico Scussat, Leonardo Calcaterra, Riccardo Albori e Antonio Santini. Me li sono letti perché è un po' difficile, 7 persone, insomma. Grazie a voi. Grazie. È stato un piacere. E infine ricordiamo anche i contatti per trovarci su Facebook. Assolutamente, su Facebook siamo Su garagemusic.veneto1, tutto in lettere, tutto attaccato. mentre su Twitter Garage Music RV1, questa volta in numero. Grazie a tutti i radioascoltatori per essere rimasti in nostro ascolto e l'appuntamento torna mercoledì prossimo.